podcast con forti accenti veneti e ispirazioni internazionali. È bellissimo, non avevo mai provato questa parte del desk, c'è un panorama stupendo, si vedono le montagne, si sente il Brenta. Sono proprio non sono più nella mia comfort zone. Grazie per avermi proposto questo una nuova esperienza, ribaltamento di posizioni, sì. Livia. Il dover correggere sempre le persone mi chiedevano: come stai a Londra? No, per fortuna, per grazia del cielo non sto a Londra. Londra mi toglierebbe qualunque possibilità di vita in comunità. Sì. Ti ha dato di più far parte di una comunità. Ma l'inizio com'è stato? L'inizio è stato un problema di accento. Ah, ok. Capirlo? Subito dopo capirlo, integrarmici, sapere effettivamente come quando uno ti chiama love, che assume un significato completamente diverso e molto più pesante per noi, lì sarebbe come dire ciao, boccia, Sì. È un'accezione Caro, che I'm used to, ma non è che la traduzione letterale, è quello che si dice, ciò che si usa. Sono già fa così. Ok, ma io l'ho imparato da Leopardi invece. Ho imparato qualcosa da Leopoldo. Ok. Qualcosa che vorresti lasciare come pensiero finale ai nostri ascoltatori? Userò la stessa cosa che ho detto una volta. Assolutamente. Durante un'intervista a BBC Liverpool, ok. In quella circostanza stavamo parlando di cibi internazionali, ma quello che ho detto io è qualcosa che mi no. Thanks for listening to Campus Cast. Subscribe for more insights and conversations. See you next time.